Arborea presenta come avere successo a quel paese. Quando il caldo sole sardo scalda il mare che arricchisce il vento, che nutre un fieno che è mangiato da mucche coccolate, nasce un latte buono, sorprendentemente buono. Un latte che non diresti mai che è nato a quel paese. Eh sì, la storia dell'Isola Felice delle Mucche inizia proprio lì, in Sardegna, nel Campidano di Oristano del 1919. Paludi, zanzare e basta, da sempre. Una terra promessa se bonificata. Così dalle regioni colpite dalla guerra accorrono le famiglie che insieme a quelle sarde si danno da fare per inventarsi un nuovo futuro. E all'improvviso, mucche, mucche, mucche! Grandi sogni e tanto duro lavoro fanno miracoli, anche di bontà. Quel paese diventa Arborea. La prossima volta che vi mandano a quel paese, non disperate, c'è stato di peggio e ha portato lontano. Arborea, l'isola felice delle mucche.